Bella voglio bentornare sul mio canale, siamo qui oggi per fare la reaction a Napoli-Inter, partita fondamentale per salvare questa stagione finale di Supercoppa. Siamo con Emanuele l'interista. Ciao ragazzi. Quindi la vediamo con un tifoso contro a noi che ci porterà sfortuna e vincerà l'Inter. Faccio i complimenti al Napoli per la vittoria della Supercoppa, ovviamente sempre all'Inter, perché sono i favoriti, però c'è noi... Zerbi. Esatto. Gioca a Zerbino perché magari lui ha avuto dei problemi. E vai giù. Speriamo di vincere. Ciao, noi ragazzi. Ci vediamo con il match. Maro! Ecco, il culo interista sta per arrivare, sta per girare. Ma guarda, parli dei rigori, guarda qua. Ma lo va con lì. Mamma mia. Guagliù, ma svegliamoci, non stiamo facendo niente, guagliù, mamma mia. Non abbiamo fatto un tiro in generale, zero tiri, guarda là. Voglio più precisi, cazzo. Per un errore nostro, guarda, che si muove, segnano proprio Masic l'ultima volta. È intervenuto ed ha anticipato la possibile giocata da parte di Thuram. Può preparare il cross che arriva ora, morbido Thuram. Mamma mia. Non stiamo facendo niente. Ragazzi, è finito il primo tempo, un Napoli che non sta facendo niente, si sta solo difendendo. Dobbiamo mantenere così, però non credo che l'Inter non riesca a fare un gol prima della fine della partita. Quindi dobbiamo per forza segnare. Diciamo una partita molto tosta a centrocampo, piena di contrasti. Secondo me la partita si giocherà proprio a centrocampo, vediamo come va il secondo tempo. Noi ci vediamo il secondo. Guarda chi corre, se Villa è un po' di calma. Mamma mia, somme! Quando non era tanto. Oh, siamo riusciti a fare il primo tiro al 50esimo. No, era troppo, era piano. telefonato. Allarga. Bravo Mir. Grande Collini. Siamo attenti. Nuovamente tensione per l'intervento di Simeone che sì, vabbè, è espulso. È entrato così. Rosso per Simeone. Questi, il giallo di prima già non c'era, questi così vincono, solo così possono vincere. Vergogna. Solo così possono vincere. Bravi, oh. Ancora Di Marco. Un'altra palla forte, tesa, profonda. Pavar al centro, Thuram. Mamma mia, guagliù, mamma mia. Ha mancato clamorosamente. Mamma mia. La conversione verso la porta, il Napoli. Ci stiamo salvando, però come che te fa, guarda, che sta solo lui. L'Inter ha però la parte Cialanoglu con traiettoria verso la porta, Pavar. Mamma mia che si sono mangiati, guagliù. Sul fondo, ancora. Già. E tu, Pavar in questo caso Dai, non possiamo fare più niente. Difendiamoci e speriamo. Guardali qua. No, guagliù, no. Sanchez, rimpallo su Frattesi, Lautaro. Grande Collini! Mamma mia! 90esimo. Perché lo botto? Io queste cose non le capisco, ma com'è possibile? Ma stiamo andando. Aspetta, dai una mano in difesa. Ma che cross sono? Sento come, senti. Pavar, Sanchez si può girare sul controllo, arriva Pavar, il cross, basso per Lautaro. Ma io lo sapevo solo io al 90esimo. Ma io lo sapevo solo io. Ma che ti ho detto? Ma che ti ho detto, Manu, ma che ti ho detto? Affranti i giocatori del Napoli, Max, perché l'avevano portata fino a questo punto, avevano retto benissimo, erano riusciti a limitare l'Inter, che come detto ha sfruttato l'ampiezza del campo, con Sanchez che si è allargato, ha aspettato la sovrapposizione di un compagno. Di Coppe, Simone Inzaghi e l'Inter vanno ad apporre un altro gioiello nella loro bacheca.
superato il Napoli con l'uomo delle finali, Lautaro Martinez, che ha abbattuto il muro di Walter Mazzarri al 91esimo dopo una strenua, orgogliosa resistenza con grande fierezza. Il Napoli ne è riuscito a gestire anche la enorme crescente pressione dell'Inter. Parlo. Abbiamo vinto la Supercoppa, spiace per Gennaro, però so che tutti arriverete al rosso di Simeone. Il primo giallo, diciamo, poteva anche non esserci, però sinceramente uno, dopo che sa che è ammonito, non deve entrare in quella maniera lì. Poi possiamo discutere quanto volete se il primo giallo c'era o no, però se tu sei già ammonito non devi entrare in quella maniera. Poi vabbè, la partita dopo l'espulsione a senso unico, giustamente, meno male che abbiamo trovato il gol prima dei rigori. Mi dispiace per tutto il popolo napoletano, soprattutto per Gennaro. Però che ci può fare? Questo è il calcio. Al 90esimo aiuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.